Si discuteva sui problemi dello Stato, s'andò a finire sull'hashish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15 ma mi parevan 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano. E il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così: che bello, due amici, una chitarra, lo spinello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, per due boccate di felicità. Ma l'opinione dissi io non la contate, e che reputazione dite un po' vi fate. La gente giudica, voi state un po' in campana, ma quello invece d'ascoltarmi continuò: che bello, col pakistano nero e con l'ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Così di casa li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno. L'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello, tornai in cucina e fra i barattoli uno che bello, col giradischi acceso e lo spinello. Non sarà stato giusto, sì lo so, ma in 15 eravamo troppi, no? E questa, amici miei, è una storia disonesta, e puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci puoi trovare?